37 gradi e mezzo è ancora ad Oristano, cari amici e cari amiche telespettatrici e telespettatori di Teleregione Sardegna. Stiamo incontrando Tonino Mattu, un artista oristanese di adozione, originario di Fonni. E abbiamo iniziato a guardare un po' più da vicino e a capire che cosa vuole dire lui con le opere che sta realizzando, che ha realizzato. Ecco, dopo Il Soldato, Tonino, qui un altro dei tuoi lavori che colpisce notevolmente alle nostre spalle, che raffigura una giovane donna, sembra in un'estasi mistica. È una cosa strana nel XXI secolo vedere una donna in un atteggiamento così, anche se sfocato, con le unghie dipinte, con i capelli ben messi, ben curata e con alle spalle uno scenario urbano. Cosa hai voluto dire con questa opera? Allora, in quest'opera ho realizzato una rivisitazione dell'Annunciazione, quindi il tema classico secondo cui l'Arcangelo Gabriele annuncia a Maria che appunto è stata scelta per concepire il figlio di Dio. In quest'opera in particolare, come hai detto giustamente tu, ho raffigurato una giovane donna contemporanea, quindi che vive in un contesto di oggi, in una posizione quasi adorante o comunque di estasi mistica. E appunto in quest'opera, dicevo, la raffigurazione è quella di una donna di oggi, che però è in una posa tipica delle annunciazioni che fanno parte della storia della pittura. Il contrasto qui è che mentre che la ragazza ha perso quelle che sono le connotazioni classiche di Maria, per assumere le connotazioni di una ragazza che possiamo vedere in giro normalmente. Quindi il mio intento è quello di fare un paragone tra il mondo religioso e il mondo della società in cui noi viviamo. Quindi che cos'è per oggi l'annunciazione? Cosa rappresenta ai giorni nostri? Che cosa vuol dire? Anche in questo caso rientrano in ballo tematiche di natura sociale o comunque tematiche di natura etica e anche tematiche di natura religiosa, Soprattutto in ovviamente. questo periodo in cui l'immagine della donna, soprattutto della giovane donna, viene mercificata a oltranza, Certo. immolata sull'altare del dio denaro, però ne viene fuori veramente un'immagine terrificante per la donna che ha combattuto per avere la sua emancipazione, per affermare se stessa. Quindi il messaggio di questo quadro è veramente forte, perché ci può essere un'annunciazione anche oggi, cioè c'è una speranza. Questo, l'interrogativo diciamo è questo. Ovviamente non è il mio compito svelare la risposta anche perché io non ce l'ho. Io voglio porre un interrogativo. Che cosa vuol dire annunciazione nei tempi di oggi? Chi è l'Arcangelo Gabriele e chi è la persona che viene annunziata dall'Arcangelo Gabriele? Questo è l'interrogativo che cerco di porre attraverso questi quadri, che rappresentano un ulteriore ciclo del mio Per lavoro. l'uomo moderno, chiaramente. Sì, per l'uomo moderno. E loro rappresentano, questi lavori rappresentano un ulteriore ciclo della mia ricerca, dove appunto cerco di rappresentare anche tematiche che sono state affrontate in passato da altri artisti e cerco di rielaborarle a quelle che possono essere le istanze a noi più contemporanee, quindi le problematiche che maggiormente ci interessano. Andiamo avanti perché qui a fianco c'è un'altra tua opera, qui questa colpisce questi capelli, questo profilo, sembrerebbe un personaggio dell'antico Egitto, no? Visto di profilo, ma con i capelli che sono tutti quanti proiettati all'indietro, quindi come se fosse stato investito da una raffica, e soprattutto colpisce il pallore dell'immagine, l'occhio appena accennato e questa velatura, questo viso semi-nascosto. Sì, questa è un'opera che ha partecipato al Premio Sulmana 2010, a cui sono stato invitato dal professor Sgarbi, e anche questa è un'annunciazione. La particolarità è che, come nell'altra, qui ancor meno si nota anzi, la mancanza totale dell'Arcangelo Gabriele, quindi anche nell'altra, però nell'altra la si può percepire maggiormente perché la posizione di estasi della donna fa intendere che probabilmente c'è qualcosa che noi non vediamo. Qui manca totalmente, quindi la particolarità consiste proprio in questo, che è un'annunciazione priva di angelo annunziante.
È un'opera che per certi versi potrebbe apparire anche un po' retro, nel senso che poi la tecnica, come giustamente stavi dicendo tu, richiama tecniche artistiche del passato. Però c'è un elemento che è in contraddizione con questo fatto, e cioè il fatto che il taglio che in qualche modo deturpa l'immagine prosegue anche nella cornice. Infatti la cornice è funzionale all'opera. Questo taglio, quindi, che possiamo vederlo lì, ha la funzione appunto di rendere atemporale quest'opera, quindi di rendere questo quadro, che da un certo punto di vista potrebbe sembrare un quadro d'altri tempi, renderlo contemporaneo, anzi diciamo proprio renderlo senza tempo, e quindi mettere il dubbio nel fruitore dell'opera che probabilmente la tematica, pur essendo affrontata dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del disegno, attraverso magari canoni di altri tempi, nonostante questo parla di un tempo a noi presente, a noi vicino. Io il tempo, parlando di tempo, il tempo purtroppo è molto tiranno, però in 30 secondi Tonino mi devi dare una risposta. Capisco che la domanda che ti sto per fare avrebbe bisogno di giornate intere per trovare una risposta adeguata, ma io te la faccio e tu devi essere sintetico, ma c'è speranza? L'uomo potrà rincominciare a creare qualche cosa? Cioè tu gli dai una speranza a quest'uomo? Dunque, O la vedi una speranza? beh, parlando diciamo dal punto di vista, parlando nel mio ambito, io penso di sì, nel senso che comunque l'arte è proprio uno strumento attraverso il quale l'uomo ogni giorno dà la sensazione, comunque lancia il segnale che non è morto e che non morirà mai, neanche nelle sue idee. Quindi da un punto di vista artistico io penso che sicuramente non si potrà mai definire morto il genere umano né il suo pensiero. Il problema è riuscire ad affrontare il problema vero invece da un punto di vista politico e sociale, è lì che bisogna lavorare un po'. E io mi fermerei qua, ringrazio Tonino Matu per averci portato in casa sua, per averci ospitato in casa sua e averci fatto vedere il suo lavoro, le sue opere. Tonino, tu hai una galleria dove esponi... Sì, io ho una galleria di riferimento che è a Cagliari, si chiama Sottopiano Beaux-Arts, che rappresenta il mio lavoro qui in Sardegna. Ecco, io invito tutti i telespettatori di Teleregione che hanno occasione di andare appunto a vedere le opere di Tonino di recarsi in questa galleria Beaux-Arts a Cagliari e di farlo perché veramente ne vale la pena. Vi ringrazio per averci seguito fin qui, da casa di Tonino Matu penso di aver concluso, anche se ci sarebbe molto altro ancora da dire, e vi saluto, vi aspetto in una prossima puntata di 37 gradi e mezzo sempre su Teleregione Sardegna.